Siamo col Conte Alberto, siamo venuti a trovarlo qui al Vinitaly, proprio nel suo stand dell'azienda agricola Conte d'Artemis Maniago. Allora, le voglio fare subito la domanda della DOC Friuli, perché se ne sta parlando in tutti i giornali. C'è sotto anche un grande finanziamento, quel famoso finanziamento del Friulano, 7 milioni sono ancora lì pronta cassa. Cosa pensa lei da DOC Friuli, che raggruppa un po' la regia, ecco quella regia che si auspicava da molto tempo, che tenesse raccolti un po' tutti i viticoltori del Friuli Venezia Giulia? È una regia, un'idea che è venuta fuori tanti anni fa, secondo me abbiamo già aspettato tanti anni, bisogna concretizzarla, aiuterà sicuramente le nostre aziende e ci permetterà di lavorare in maniera più uniforme, avere un marchio comune Friuli che serve a promuovere tutta la regione, che dà una mano agli enti che devono fare promozione perché fanno un'unica promozione. Nella mia idea poi i consorzi dovrebbero essere, tra virgolette, equiparati alle sottozone. È un'idea che spero anche i miei colleghi abbiano maturato e vogliano mettere in piedi. Seriamente, quali sono le vere minacce che in questo momento stanno aggredendo il vino, sia quello friulano ma anche quello italiano, secondo lei? Ma la minaccia principale ovviamente è l'economia, che è un po' stagnante. La seconda minaccia, ma non è una minaccia, è un qualcosa con cui dobbiamo convivere, è il controllo della guida dell'alcol, e quello è bene che l'abbiano messo in piedi, bisogna solo aspettare che la gente si abitui a subire questi controlli. L'altro problema, più che una minaccia secondo me, è che dobbiamo andare a cercare mercati nuovi, mercati lontani, e questi mercati lontani, dato le nostre dimensioni di azienda, è difficile da aggredire. Fortunatamente, io conosco la Camera di Commercio di Udine, ci dà una mano per questo, esistono dei finanziamenti comunitari, ci danno una mano per questo, dobbiamo andare a cercare nuovi mercati in giro per il mondo. Tutti sanno qual è la qualità dei vini friulani, tutti l'apprezzano, bisogna solo andare a proporgliela. Come la vede lei con questi albori? Sicuramente parliamo di commercializzazione, non di vite, perché hanno appena iniziato a piangere le viti e quindi 2011 produzione lunga. L'annata mi sembra di vendite 2011 positiva, il cliente cerca sempre di più aziende tradizionali che diano costanza, che diano concretezza, un buon rapporto prezzo-qualità. Sono piuttosto ottimista e sicuramente darà bei risultati a tutte le aziende friulane.